I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale Ibleo in cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un imprenditore campano e gli arresti domiciliari per un imprenditore di Modica per avere abilmente e fittiziamente creato, nonché commercializzato con la complicità di altre 5 persone, oltre 115 milioni di euro di falsi crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolato dei cosiddetti bonus facciate e bonus ristrutturazioni, in realtà mai avvenute. L'autorità giudiziaria ha disposto pertanto il blocco di tali crediti fiscali inesistenti con il sequestro preventivo di denaro, beni e assetti societari vari in misura equivalente al profitto del reato ammontante a oltre 115 milioni. Il provvedimento è stato emesso all'esito di un'articolata indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotta dai finanzieri della compagnia di Modica che tramite i dati estratti dalla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate e un'approfondita analisi della documentazione bancaria, i mirati sopralluoghi e la raccolta di testimonianze da parte di persone informate sui fatti hanno portato alla luce il complesso meccanismo fraudolento con cui è stata perpetrata la truffa a danno del bilancio dello Stato. Inoltre la complessa ricostruzione delle transazioni finanziarie ha consentito di accertare l'autoriciclaggio di oltre 57 milioni di euro.